Il progetto Irrigavit nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: capire come gestire al meglio l'acqua nel vigneto. In un contesto in cui il clima sta cambiando rapidamente e le estati diventano sempre più siccitose, sapere quanta acqua serve davvero alla vite e quando fornirla diventa essenziale per garantire la qualità delle uve dei vini. Per questo motivo, assieme ad altri 5 partner, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti legati al fabbisogno idrico del vigneto, combinando competenze scientifiche e sperimentazioni sul campo. In questo work package il progetto ha lavorato assieme all'Università di Venezia, all'Università di Udine e all'Università di Trieste, unite per fare chiarezza su un tema tanto complesso quanto attuale. Uno degli approcci più innovativi riguarda lo studio degli isotopi dell'acqua. Analizzando l'acqua presente a diverse profondità del suolo e confrontandola con quella contenuta nella linfa della vite, possiamo capire da dove le piante attingono l'acqua durante la stagione. Per noi come azienda e come territorio è fondamentale andare a portare avanti degli studi che ci aiutino davvero a comprendere come poter intervenire adeguatamente a seconda di quelle che sono le caratteristiche climatiche che andiamo a vivere nelle varie stagioni. Perché uno degli aspetti più importanti per portare avanti una grande qualità nel prodotto finale è proprio la capacità di capire come intervenire, dove e quando. Quindi una viticoltura sempre più sartoriale, sempre più precisa, vigneto per vigneto, collina per collina, che aiuti poi a far emergere quella che è la vera identità di una zona e la sua grande qualità potenziale. Stiamo facendo il campionamento dei tralci della vitis per poter fare l'estrazione della linfa. Questa estrazione viene fatta con una pompa di sottovuoto dove cominciamo a tagliare il tralcio. Di questa maniera cominciamo a aprire i vasi silematici che sono per dove l'acqua è trasportata dentro la pianta e così possiamo prendere l'acqua che è dentro della pianta. Oggi siamo venuti in vigneto per andare a campionare le prime carote di suolo. Noi oggi abbiamo estratto 3 carote che abbiamo denominato C1, C2 e C3, abbiamo selezionato i punti in cui andarle a prelevare, poi le abbiamo divise e poi li porteremo al campus scientifico di Ca' Foscari perché andremo appunto a estrarre l'acqua. Abbiamo dei campioni complementari a quelli utilizzati da Ca' Foscari per appunto le analisi isotopiche, nei quali invece andremo a misurare il contenuto d'acqua con delle semplici pesate di peso fresco e peso secco, quindi essiccando il campione in stufa, e poi sempre da questi campioni preleveremo un'aliquota che verrà utilizzata per la misura del potenziale dell'acqua del suolo, che è una misura della disponibilità d'acqua del suolo per le piante. Siamo all'Università Ca' Foscari, al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, in particolare siamo nel laboratorio di geochimica isotopica. Qui facciamo le analisi per il progetto Interreg sia dell'acqua estratta dal suolo che delle precipitazioni che dell'acqua, delle linfe dei vitigni. L'idea e l'obiettivo è di arrivare a capire a che profondità del suolo attingono le viti. E per far questo si analizza la composizione isotopica, che è il rapporto degli isotopi stabili della molecola d'acqua. La molecola d'acqua è H2O, perché ho due idrogeni e un ossigeno, ma non tutti gli idrogeni e non tutti gli ossigeni sono uguali, dipende dal numero di neutroni all'interno del nucleo. Di conseguenza, nel corso del ciclo idrologico, l'acqua modificherà la sua composizione isotopica e noi ne potremmo determinare l'origine, la genesi e l'evoluzione. L'Università Ca' Foscari è la leader del Work Package 3 del progetto Irrigavit. Il Work Package 3 si occupa dell'integrazione del modello di irrigazione con le dinamiche dell'acqua nel vigneto. Noi ci occupiamo di tutta una serie di misure in campo e poi dell'elaborazione dei dati che otteniamo appunto da queste misure.
Una volta che abbiamo estratto la carota, siamo andati a togliere i primi 5 cm del suolo e poi abbiamo diviso la carota in varie frazioni. Andiamo a estrarre la frazione di carota e poi andiamo a sminuzzare il suolo. Cerco di renderlo omogeneo per avere anche una composizione isotopica poi che sia il più rappresentativa possibile. Stiamo utilizzando una linea di estrazione criogenica sottovuoto per estrarre l'acqua dai suoli. Sostanzialmente il campione di suolo viene scaldato a 100 gradi a bagnomaria e il vapore che verrà a generarsi tenderà a passare verso l'altro tubo di raccolta in cui si verrà a formare acqua sotto forma di ghiaccio. Abbiamo nel tubo di raccolta l'acqua estratta. Adesso aspettiamo che sbrini un attimo e vedremo la quantità di acqua che si è depositata sul fondo. Questo è uno spettroscopio ad assorbimento laser che utilizza la tecnica denominata Cavity Ring Down Spectroscopy e ci permette di determinare il contenuto delle differenti molecole isotopologhe dell'acqua che contengono quindi diversi isotopi di idrogeno e ossigeno. Introduciamo il nostro campione di acqua all'interno di vial, facciamo partire la sequenza di analisi e una volta che il campione tramite gas carrier ha raggiunto la cavità avviene l'analisi vera e propria, andrà a creare un picco, quando la concentrazione di acqua si stabilizzerà verrà acquisito il segnale che verrà poi mediato e ci restituirà un unico dato relativo a quella singola iniezione. All'interno del progetto Irrigavit, l'Università di Trieste è consulente dell'Università di Venezia per la caratterizzazione dei suoli del sito appunto che andiamo ad investigare del vigneto. Il primo passaggio è quello di prendere questo terreno e utilizzare cilindri con delle maglie via via più piccole che permette di suddividere le diverse aliquote dei terreni. I materiali più ghiaiosi, via via sempre più fini, fino ad arrivare alle sabbie più grossolane, alle sabbie più fini e poi arrivare anche il materiale siltoso-argilloso. Questo materiale è talmente fine che non può essere più suddiviso attraverso i nostri setacci e quindi si devono utilizzare delle tecniche diverse. Abbiamo utilizzato questo strumento che è un laser che può darci la misurazione e la grandezza dei campioni tra il 0 e i 2 mm. Maggiormente siltoso, cioè a granulometria fine argilloso è il nostro terreno, maggiore è la quantità d'acqua che riesce ad imprigionare e quindi di averla disponibile successivamente durante la stagione e l'estate per le piante. Al termine delle analisi granulometriche abbiamo osservato che tutti i terreni fino a una profondità di circa 1,5 metri erano limosi argillosi, quindi caratterizzati da un materiale decisamente fine. A questo punto volevamo andare a capire anche bene quali erano i minerali che lo componevano. Quindi abbiamo preso la parte più fine e l'abbiamo portata su da un mio collega che si occupa specificatamente di mineralogia. Per studiare campioni molto fini andiamo ad utilizzare un diffrattometro a raggi X che ci permette di andare a vedere quali sono i minerali presenti all'interno di ogni campione. Abbiamo scoperto che il comportamento radicale della vite cambia molto in base all'andamento climatico. Primavere secche spingono le radici a cercare l'acqua in profondità, migliorando la resilienza della pianta a periodi di stress idrico. Primavere piovose, invece, favoriscono radici più superficiali, rendendo la vite più sensibile agli stress idrici nei mesi caldi. I dati raccolti nel 2024 ci hanno mostrato un risultato interessante. Nelle stagioni con più pioggia in primavera, il fabbisogno idrico della vite è paradossalmente più alto, perché le radici abituate a un suolo umido superficiale esplorano meno in profondità. In sintesi, non è la quantità totale di pioggia che conta, ma quando e come arriva. Questi fattori rappresentano il primo passo per un'irrigazione più intelligente, sostenibile e rispettosa della vita e dell'ambiente.